I meccanismi dell'accoglienza dei profughi ucraini sono da rivedere. Il capo dipartimento della Protezione Civile Curcio Palmanova per raccogliere idee e osservazioni. Presto l'avviso nazionale per l'accoglienza diffusa. Stanno arrivando le prime multe da 100 euro ai friulani over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid a consegnarle ai postini. Chi le riceve ha 10 giorni per comunicare la vaccinazione o può ricorrere al giudice di pace. Doveva riportare una tredicenne dalla mamma, ma l'ha condotta in un cantiere dove l'ha toccata e baciata. Il tribunale di Udine condanna un uomo residente in città a 3 anni di carcere. La difesa annuncia ricorso in appello. Energie rinnovabili, ma anche rigassificatori e impianti di estrazione in Adriatico sono le soluzioni proposte da Federica per ridurre la dipendenza dalla Russia e sul nucleare dice no a chiusure ideologiche. Udinese decima nella classifica degli incontri casalinghi, il Friuli è tornato un fortino con 22 punti, 7 i pareggi, ma con ciò sono tornate anche le vittorie, una sola sconfitta da ottobre. Buonasera da Telefriuli e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. C'è la necessità di rivedere alcuni meccanismi del sistema dell'accoglienza in Italia dei profughi ucraini perché l'azione messa in campo possa corrispondere alle esigenze dei cittadini in fuga dalla guerra. A dirlo è stato il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, che è tornato oggi in regione e nella sede della Protezione Civile di Palmanova ha partecipato alla riunione del Comitato regionale per l'emergenza, spendendo parole molto positive per il quartier generale di Ialmicco e ha poi annunciato che è in via di definizione l'avviso nazionale per individuare le strutture idonee all'accoglienza diffusa. Oggi è in visita il capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, che ha visitato le strutture, alcuni convogli che sono diretti in Polonia con cucine da campo da destinare ad una ONG locale. 2 saranno attive al confine proprio tra Polonia e Ucraina e una invece proprio nello stato attualmente colpito dalla guerra. Avere un hub organizzato, ben impostato, curato, come quello che c'è qui a Palmanova è un punto di riferimento nazionale per qualunque emergenza, no? In questo caso particolare anche la sua posizione geografica è proprio, come dire, nella direttrice dei territori dove noi andiamo ad operare. Oggi l'obiettivo è quello di tornare con osservazioni, idee, per capire se le misure che sono state pensate vanno bene così come sono state impostate o se bisognerà, come io penso, comunque monitorarle e tararle. È evidente che un'emergenza come questa non ha al momento una stabilizzazione per esempio di quote, ma le persone scelgono dove andare e allora l'attivazione dei posti non può che avvenire dal territorio. A seconda di quelle che sono poi le disponibilità che le associazioni stesse forniranno. La parte, diciamo, dell'accoglienza diffusa si sta terminando la redazione di questo avviso che darà un quadro a livello nazionale di quelle che sono le associazioni, gli enti, le organizzazioni che hanno i requisiti, diciamo, di no profit che si occupano di sociale, di formulare le proposte. Nel caso in cui dovesse riprendere la rotta balcanica in concomitanza con l'arrivo di cittadini dall'Ucraina, sarà necessario chiedere l'aiuto di altre regioni per l'accoglienza. Ne ha parlato il vicepresidente della regione Riccardi a margine della visita di Curcio, facendo sapere che attualmente sono accolti in regione 4.000 ucraini degli oltre 80.000 che sono entrati in Italia. Allora, il dato in questo momento ad oggi registrato di presenti in regione sono circa 4.000 degli 80.000 che sono arrivati. Noi oggi stiamo utilizzando il sistema di accoglienza straordinario che fa capo alle prefetture e ai comuni. È evidente che stiamo andando anche verso la stagione calda, quindi il sovrapporsi di eventuali aumenti di flussi alla rotta balcanica metterebbe in sofferenza questo sistema che va ampliato in termini temporanei. Ma è chiaro che noi non possiamo pensare al luogo nel quale vengono ospitate le persone, tra l'altro persone con condizioni completamente diverse, perché la rotta balcanica ha delle figure, mentre il soggetto che arriva dall'Ucraina prevalentemente riguarda donne e minori piccoli, quindi non è che possiamo fare delle commistioni rispetto a questo. Dietro a questo il bisogno sanitario,
l'elemento della scuola, il tema del lavoro, la mediazione culturale e tutte quelle misure che il governo ha varato che sono a beneficio del profugo gestite dai prefetti. Quindi non ci possiamo permettere una sovrapposizione di accoglienza, per questo che va ordinata e dobbiamo tenere conto probabilmente che una parte di questo fenomeno deve essere trasferito da fuori di questa regione, perché evidentemente non possiamo immaginare di mettere insieme questi due fenomeni che sono due fenomeni completamente diversi. E attraverso i fondi del lascito Marchesi il Comune di Udine ha messo a disposizione 150.000 euro per le famiglie che abbiano ospitato profughi fuggiti dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio scorso. Gli udinesi riceveranno dal Comune un contributo una tantum di 250 euro per ogni profugo accolto e ospitato nella propria abitazione. Il governo italiano ha messo a disposizione un contributo per gli ucraini che sono scappati dalla terribile situazione che purtroppo tutti conosciamo. Il Comune di Udine ha voluto intervenire in favore delle famiglie che ospitano queste persone e che successivamente al 24 di febbraio le hanno ospitate per almeno 30 giorni e quindi un contributo una tantum di 250 euro per ciascuna persona ospitata proveniente dall'Ucraina in favore e a beneficio delle persone che con grande generosità e spirito di solidarietà hanno ospitato queste persone. L'importo massimo concedibile a chi ospita i profughi ucraini è di 1.500 euro. Le risorse destinate a questa finalità dall'amministrazione ammontano a 150.000 euro e trovano copertura mediante l'utilizzo dei fondi vincolati del lascito Marchesi, le cui finalità sono strettamente connesse a scopi sociali o assistenziali. Il bando sarà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune. Stanno arrivando le prime multe da 100 euro ai friulani over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid. A consegnarlo sono i postini. Chi le riceve ha tempo 10 giorni per comunicare la vaccinazione o entro 2 mesi per ricorrere al giudice di pace. Stanno arrivando anche in Friuli le prime multe da 100 euro agli over 50 che, nonostante l'introduzione dell'obbligo vaccinale entrato in vigore lo scorso 1 febbraio, si sono rifiutati di sottoporsi alla somministrazione del vaccino contro il Covid. Le raccomandate con l'avviso del procedimento sanzionatorio vengono lasciate nella buca delle lettere con l'avviso o consegnate direttamente dai postini. Si stima che in Italia ne siano partiti almeno 200.000 in questi giorni su un totale di circa 1.200.000 persone. Poste Italiane, per motivi di privacy, non conosce direttamente il contenuto degli atti giudiziari che vengono quotidianamente recapitati nelle case dei friulani. Ne ha riscontrato un particolare aumento di questo tipo di consegne, anche perché probabilmente le multe arriveranno a scaglioni per fasce d'età. Chi in questi giorni si vedrà recapitare la multa da 100 euro avrà 10 giorni di tempo per comunicare all'ASL eventuali esenzioni oppure l'avvenuta vaccinazione. Scaduto questo termine, se la posizione non si sarà chiarita, ecco che arriverà la cartella esattoriale. A quel punto il cittadino sanzionato avrà 60 giorni di tempo per pagare la multa oppure 30 giorni per presentare ricorso al giudice di pace, con i tempi che di conseguenza potrebbero allungarsi di diversi mesi. È riconosciuto colpevole di aver toccato e baciato una ragazzina di 13 anni. Un uomo residente in città è stato condannato a 3 anni di carcere dal Tribunale di Udine. Invece di accompagnarla dalla mamma, ha portato una ragazzina di 13 anni in un cantiere e qui l'ha costretta a subire atti sessuali. Sono le accuse per le quali un uomo di 56 anni, residente in città, è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di Udine, che lo ha condannato a 3 anni di carcere. Una pena severa, visto che il PM Maria Caterina Pace aveva chiesto 1 anno e 11 mesi di reclusione. I fatti risalgono a luglio del 2018. L'uomo, secondo il capo di imputazione, ha incontrato per strada la giovane che stava raggiungendo a piedi la madre al Terminal Nord. Dopo averla lusingata e offerto ripetutamente di accompagnarla, l'ha fatta salire sulla bicicletta. Invece di mantenere la promessa, ha preso una strada diversa fino a raggiungere un cantiere dove l'ha toccata e baciata. La condanna, ha spiegato il difensore, l'avvocato Federica Tosel, non rende assolutamente giustizia e ricorreremo in appello. Era stanca dei continui rumori provenienti dal piano di sopra e così una donna di 78 anni residente negli alloggi Atera a nord di Udine, salita armata di 2 bombolette spray, ha suonato e spruzzato prima un moschicida, poi un deodorante per ambiente sugli occhi della vicina, una donna ghanese di 51 anni, procurando le lesioni guaribili in 5 giorni. Per questo, fatto avvenuto nel 2018, l'anziana è stata condannata dal giudice Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine a 6 mesi di reclusione, pena sospesa. Diversa la versione della condannata, difesa dall'avvocato Giulia Azzarello, che ha raccontato di essere salita per
per protestare e che il figlio della vittima ha spruzzato il moschicida colpendo per sbaglio la madre. Poi lei è ritornata con il deodorante preso dalle mani prima di essere riutilizzato, scontato il ricorso in appello. Pescati con la droga nel sacco erano in un borsone i 2 kg di hashish già suddivisi in panetti che sono stati ritrovati domenica dalla Guardia di Finanza a bordo di un'automobile. Il veicolo nel quale viaggiavano 2 persone è stato fermato a Riva d'Arcano durante un controllo e poi perquisito. A finire nei guai sono un marocchino di 36 anni residente a Fagagna e un'italiana di 37 anni di Udine. L'arresto dei 2 è stato convalidato questa mattina dal GIP Matteo Carlisi. Il giudice ha disposto per la donna l'obbligo di dimora e per l'uomo gli arresti domiciliari. È morta per un'overdose di farmaci a base di oppio la donna di cittadinanza ucraina Lina Trush, di 43 anni, trovata morta in un appartamento a Trieste il 1° dicembre scorso. Lo stabiliscono gli esami tossicologici disposti dalla Procura di Trieste, dai quali si evince che la donna assumeva anche metadone prescritto da una struttura pubblica, cocaina e benzodiazepine. L'Università di Udine e le aziende sanitarie Friuli Centrale e Giuliano Isontina trovano l'accordo con i commissari dell'ex Banca Popolare di Vicenza. L'eredità Maseri si alleggerisce di 350.000 euro. Sarà un po' più magro il lascito di Attilio Maseri, filantropo e cardiologo udinese di fama internazionale, scomparso 6 mesi fa. Dalla cospicua eredità lasciata dal luminare per metà l'Università di Udine per 1/4 ciascuna alle cardiologie di Trieste e Udine, quindi alle rispettive aziende sanitarie, dovranno essere scremati 350.000 euro, che comunque rappresentano una quota marginale del patrimonio. I 3 eredi infatti hanno concordato con i commissari della Banca Popolare di Vicenza un accordo transattivo davanti alla Corte d'Appello di Trieste per chiudere un debito di Maseri con il fallito istituto di credito. In particolare, con il versamento della somma in carico all'asse ereditario, sarà chiuso il debito di 3.200.000 euro nato dall'acquisto di azioni della banca con un'operazione cosiddetta baciata. Tutto il resto dell'eredità, della quale non fanno parte i beni elargiti in vita dal professore, come il Palazzo del Palladio di Udine, donato all'Università Friulana, sarà a disposizione dei 3 eredi. Nuova impennata di positività oggi in regione. Come lo scorso martedì sono emersi più di 1.500 contagi attraverso 15.000 test tra molecolari e antigenici, 1.562 casi complessivi, 73 di questi rilevati all'interno delle residenze per anziani. 24.000 i corregionali attualmente bloccati a casa a causa dell'infezione da Covid. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono oggi a 5, i pazienti ospedalizzati negli altri reparti calano a 143. 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, una donna di 90 anni di Udine, un 86enne di Gradisca e un uomo di 79 anni di Tarcento deceduto in una struttura per anziani. Presentato oggi a Trieste il via alle assunzioni per lo stabilimento BAT che sorgerà alle Noghere. Sono previsti 600 posti di lavoro diretti. Saranno 2.700 i lavoratori tra diretti, circa 600, e indotto, circa 2.100, che lavoreranno per la BAT, che aprirà entro l'anno le prime linee produttive ed entrerà a pieno regime entro 5 anni. A partecipare al recruiting partito oggi anche la Regione Friuli Venezia Giulia. Il presidente Massimiliano Federica ha parlato di opportunità meravigliose per il territorio, mentre l'assessore Alessia Rosolena ha sottolineato l'impegno dei centri per l'impiego e dei centri di formazione. I profili che cerchiamo sono di diversa natura. Si parte da tecnici sulle linee, tecnici nella parte della logistica, si parla di ingegneri nell'ambito della qualità, della meccanica, della manutenzione, si parla di impiegati, quindi di back office in diversi settori, quindi nella finanza piuttosto che nelle risorse umane e così via. A Trieste saranno prodotte le sigarette con tabacco riscaldato. Va precisato che secondo un recente studio di Alma Mater causano comunque malattie polmonari ostruttive e cancro. Ci saranno poi altre linee produttive legate sempre alla nicotina e poi un Innovation Center. L'investimento complessivo è di circa 500 milioni di euro. Energie rinnovabili ma anche rigassificatori e impianti di estrazione in Adriatico. Sono queste le soluzioni per ridurre la dipendenza dell'Italia dal gas della Russia. Noi dobbiamo fare un lavoro importantissimo per fonti di approvvigionamento alternativo
sia quindi differenziare, oltretutto non soltanto in questa situazione contingente, ma in generale non possiamo essere dipendenti per il 45% da un unico paese. Penso che dobbiamo avere il coraggio anche di avere fonti di approvvigionamento energetico e di gas nazionali. Penso prima di tutto all'estrazione del gas dal mare Adriatico, che ha avuto un blocco negli anni per scelte di carattere politico, quando al contempo altri paesi che affacciano sull'Adriatico fanno questa estrazione. Resta poi il nodo del nucleare, sul quale il governatore rilancia sulle sperimentazioni future. Vediamo come vanno avanti queste sperimentazioni, ma chiudere ideologicamente a qualsiasi prospettiva sul nucleare, indipendentemente da quanto la scienza ci può mettere a disposizione, penso sia sbagliato. Anche sul fronte rigassificatori Federica dice un sì, valutando però i luoghi e il tipo di impianto, confermando la bocciatura per quello che era stato valutato a Trieste. Non può essere sempre una battaglia di fazione o di tifoserie, sia rigassificatore e non rigassificatore. Dipende dove lo si fa e come lo si fa. Per esempio sui rigassificatori offshore penso che siano delle strade più percorribili, perché sono distanti, quindi più sicure, hanno bassissimo impatto ambientale e paesaggistico, a differenza di quelli a terra come quello che voleva essere fatto a Trieste, dove in realtà aveva anche un grave impatto economico, bloccando in parte l'attività portuale. Con il calo di 4.000 iscrizioni alle primarie arriva dall'ufficio scolastico regionale la netta indicazione ai presidi di non attivare classi con meno di 15 alunni. I dirigenti scolastici dovranno quindi, in accordo con i comuni, razionalizzare le risorse, accorpamenti inevitabili, e si preannunciano battaglie da parte delle famiglie. Accorpare. Dagli uffici scolastici territoriali è partito l'input ai presidi di non attivare le prime classi che non rispettino le norme di legge a livello di numeri. Con le iscrizioni alle primarie che hanno fatto segnare 4.000 iscritti in meno in Friuli Venezia Giulia e gli organici in attesa di nuovi rinforzi, la direttiva è quella di eliminare le classi con meno di 15 bambini. Di conseguenza ogni comune dovrà studiare come razionalizzare i plessi e le classi, un problema che un tempo riguardava le scuole di montagna ma che è sempre più diffuso in tutta la regione. A confermare questa linea è Teresa Tassanviol, presidente regionale dell'associazione Presidi, che sottolinea come i dirigenti scolastici su questo tema siano stati richiamati all'ordine. Anche coloro che avevano cercato di attivare classi dai numeri risicati per salvaguardare i plessi, dice, dovranno tornare sulle loro posizioni. Di fatto, continua la numero 1 dei presidi, è inevitabile razionalizzare le risorse, altrimenti c'è il rischio di creare classi da 30 ragazzi alle superiori per salvaguardare numeri bassi alle elementari, mosse che inevitabilmente finiranno per scatenare il malumore dei genitori che si rivolgeranno ai sindaci per chiedere di salvare le scuole frequentate dai propri figli. Per il prossimo anno scolastico, nel corso dei mesi futuri, sono da attendersi delle vere battaglie. Bisogna però fare i conti con la realtà dei numeri e le risorse a disposizione, conclude Tassanviol. È un problema che prima o poi va affrontato. Incendio nella notte in un all you can eat giapponese a Udine Nord. Ingenti danni, nessuno è rimasto ferito. Fiamme nella notte in un noto ristorante giapponese a Tavagnacco. Si tratta del To Sushi Restaurant al primo piano del complesso Corte Smeralda in via Nazionale. Il rogo si è propagato all'interno del locale intorno alle 2, quando il ristorante era ormai chiuso da alcune ore. Le fiamme, forse scaturite da un cortocircuito, si sono estese coinvolgendo i mobili frigoriferi e gli elettrodomestici presenti tra l'ingresso e il bancone del bar. Il fumo ha invaso tutto il locale, annerendo mobili, pareti, soffitti e l'area esterna dove erano presenti alcuni arredi, anche quelli coinvolti dalle fiamme. L'immobile non ha subito danni strutturali, ci ha riferito il funzionario dei pompieri Valmore Venturini, ma ha distrutto l'impianto elettrico, quello di climatizzazione e oltre una decina di tavolini e gli arredi del bar. I danni più ingenti sono stati creati soprattutto dal fumo e da un estintore antincendio scoppiato a causa del calore, mandando in frantumi i cristalli da alcuni serramenti. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sul posto, per vari sopralluoghi, anche gli uomini della Polizia di Stato di Udine e i carabinieri di Tavagnacco. 2 auto e una moto coinvolte in un incidente nel primo pomeriggio a Porcia. Un impatto tra 2 auto e una moto ha provocato la caduta di un Centauro che con la sua 2 ruote è finito contro un guardrail rimanendo ferito. L'episodio è accaduto attorno alle 13:40 a Porcia lungo la Pontebana in corso Lino Zanussi. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Porcia che si è occupata dei rilievi. A quanto pare una Fiat 500 guidata da una donna di 44 anni che procedeva verso Pordenone e doveva svoltare a sinistra in via Volta è stata tamponata da una Giulietta guidata da un 50enne con a bordo un bambino. Alle loro spalle procedeva il motociclista
ciclista, un 61enne di Cordenons, che ha urtato la fiancata destra dell'auto, perdendo l'equilibrio e andando a schiantarsi con la sua Kawasaki sul guardrail. In un primo momento l'uomo ha perso i sensi, ma si è subito ripreso. Allertato il 112 da alcuni giardinieri che stavano facendo un lavoro lì vicino, sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con elisoccorso ed ambulanza, con la quale il Centauro è stato trasportato all'ospedale di Pordenone con alcuni traumi ma non in pericolo di vita. La polizia locale ha anche sentito alcuni testimoni per ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Il traffico sulla statale 13 ha subito alcuni rallentamenti. Un prezioso volume del 1600 è stato ritrovato dopo 200 anni e restituito all'arcidiocesi di Glasgow. A ritrovare il prezioso libro del XVII secolo sono stati i Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udine, che lo hanno consegnato al rettore del Pontifical Scots College di Roma. Il libro, contenente un testo in latino del teologo e cardinale gesuita Bellarmino, era stato recentemente sequestrato dopo essere stato venduto online ad un appassionato emiliano. Le indagini hanno permesso di accertare che era stato donato alla Chiesa Cattolica di Scozia nel 1880. A Cussignacco una lottizzazione attesa dagli anni 90 ha da oggi una sua regolamentazione. Mestre 90, il progetto di sistemazione di un'area che prende il nome dall'omonima via di Cussignacco e che attende di prendere forma dal secolo scorso, può partire. Nella zona sono previste diverse realizzazioni che spaziano dalle abitazioni all'area verde ricreativa. È più o meno dagli anni 90 che si cerca in qualche modo di mettere assieme, di far sintesi con i tanti proprietari di questa lottizzazione, quindi estrema frammentazione dell'area, elevato numero di comproprietari che ha fatto sì che negli anni non si sia trovata una soluzione a causa della difficile coniugazione degli interessi fra i proprietari stessi. E tu invece adesso avete individuato che cosa può essere realizzato o meno? Adesso siamo arrivati in qualche modo a definire un'organizzazione territoriale che si dispone fra area verde, primaria e secondaria, in particolare l'area da oltre 2000 metri quadri che verrà poi acquisita dal Comune di Udine, parcheggi di relazione e anche la viabilità interna che collega poi i vari lottizzanti. Inoltre con la variante 28 via Mestre è diventata strada pubblica e quindi non più privata, e questo sicuramente ha aiutato a trovare un accordo fra i proprietari. A guardia delle aree verdi della città è quanto si prefigge il nuovo bando del Comune di Udine, che è dedicato ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Il Comune di Udine ha individuato un nuovo progetto per impegnare i cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza. Lo scorso anno aveva puntato sulle manifestazioni e sugli spettacoli, ora invece ha come obiettivo il controllo dei parchi. I beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti obbligatoriamente a un impegno di almeno 8 ore settimanali. Questa volta coinvolgiamo 8 persone che dovranno sorvegliare in pratica i parchi della città, perché purtroppo sono oggetto qualche volta di scritte, di vandalismi, tutte cose che vogliamo evitare. Allora, insieme alla Polizia Locale è stato predisposto questo progetto per 8 persone che si alterneranno, perché l'impegno è abbastanza piccolo, nel senso che sono 4 ore alla settimana, quindi non c'è un grande impegno, insomma, orario, per venire in pratica a sorvegliare i parchi della città. Incontro ieri sera a Butrio per parlare del futuro delle attività di vicinato. Riscoperti e apprezzati durante il lockdown, quando in virtù dei codici Ateco hanno potuto mantenere le serrande alzate, diventando punto di riferimento per tanti cittadini, i negozi di vicinato sono ora ad un bivio: accontentarsi di sopravvivere alla nuova crisi oppure immaginare un futuro diverso, in sinergia con le istituzioni e i consumatori, che consenta di non essere sopraffatti dalla grande distribuzione e dal commercio elettronico. L'importanza delle attività di vicinato è stata al centro di un incontro promosso a Butrio dal gruppo di commercianti La Via del Tiglio, presenti l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini e il suo omologo in comune Tiziano Venturini. Vogliono continuare a far sì che i nostri centri storici non muoiano, ma continuino a essere vivi grazie alle attività presenti. E sono 3 i principali soggetti in campo, diciamo i player.
Uno naturalmente sono gli imprenditori che devono continuare a fare l'ottimo lavoro che stanno facendo, offrendo naturalmente il servizio, la qualità, la cortesia, il rapporto qualità-prezzo. Il secondo attore deve essere l'amministrazione, mi riferisco in maniera particolare sia all'amministrazione del nostro comune ma anche all'amministrazione regionale. Infine naturalmente il consumatore deve esserci vicino, il consumatore deve frequentarci, deve chiederci, deve essere un consumatore volenteroso nel venire all'interno delle nostre attività e deve naturalmente utilizzare tutti quelli che sono i servizi che noi continuiamo e vogliamo continuare ad offrire. Bini ha assicurato che la Regione è stata e sarà al fianco delle attività di vicinato. Ma sì, lo è stata nella fase più acuta della crisi dettata dalla pandemia, lo è stata in una fase di ripartenza con il nuovo bando per i negozi di vicinato che hanno riscosso in maniera un successo incredibile su oltre 130 comuni del Friuli Venezia Giulia e lo sarà anche nel proseguio, perché insomma abbiamo capito e stiamo capendo che si può ritornare a far vivere i nostri comuni, le nostre piccole località, anche soprattutto grazie anche ai negozi di vicinato. Torniamo a Udine, dove Sant'Osvaldo si prepara ad una manifestazione all'insegna del contatto con la natura. A Udine c'è tanta voglia di far festa. L'amministrazione comunale si sta adoperando per organizzare o sostenere iniziative sul territorio. In particolare a maggio è prevista a Sant'Osvaldo una serie di eventi a contatto con la natura, mentre in piazza Primo Maggio ritornano gli stiriani con le loro specialità enogastronomiche. Quest'anno abbiamo una bella proposta dal quartiere di Sant'Osvaldo, dal 7 al 9 di maggio, da questa associazione di volontariato 5 agosto Sant'Osvaldo, che proporrà una festa di primavera che prevede un percorso cicloturistico, che prevede poi un mercato dove verranno offerti prodotti tipici sia di artigianato che enogastronomici e tutta una serie di iniziative legate soprattutto alle famiglie e ai bambini con dei laboratori didattici ma anche di educazione, perché verranno toccati temi importanti, quelli della sostenibilità, dell'ambiente, dell'educazione alimentare. E poi tornano, questa è una bella cosa, gli amici dall'Austria, dalla Stiria in piazza Primo Maggio dal 26 al 29 di maggio e che vedrà ancora una volta protagonisti i cibi che sono particolarmente apprezzati da noi friulani e anche da tanti turisti. Consegnate ieri le stelle Danieli 2021 per merito sportivo a 5 atleti della regione. Sentiamo i 2 mondiali, Antonio Fantin e Francesco Ippolito. Antonio Fantin, oggi per te un nuovo premio, Stella Danieli per merito sportivo. Non ci si stanca mai di raccogliere riconoscimenti? Assolutamente no, soprattutto in questo contesto, anche in virtù del fatto che Danieli e la Federazione Italiana del Nuoto Paralimpico ormai da diversi mesi, più di un anno fa eravamo qui, proprio in occasione della collaborazione che si è instaurata fra questi 2 leader nei propri settori a livello internazionale e quindi è un piacere e un onore essere qui per questo premio oggi. Un binomio vincente, tu sei un campione sempre sul pezzo. Già dimenticati i successi estivi e guardi avanti o ogni tanto ci ripensi? Assolutamente, penso che la memoria sia importante, riguardare dove si è arrivati e da dove si è partiti è fondamentale, ma è importante anche evitare di autocelebrarsi troppo, guardare sempre nuovi obiettivi futuri. Alla fine credo che la vita di ognuno di noi sia fatta soprattutto da obiettivi e quindi guardare il presente per costruire il futuro. Francesco Ippolito, un grande premio per te, un riconoscimento dalla Danieli, che per te cosa significa? Per me significa molto, è una grande soddisfazione per me e comunque è un onore aver ricevuto questo premio da questa grande azienda. Sono molto contento. Senti, ti aspettano, tu sarai rappresentante dell'Italia ai mondiali negli Stati Uniti, cosa provi a rappresentare il tuo paese in questa maniera? È assolutamente un grande orgoglio, un motivo per me di grande felicità. Sarà una grande manifestazione, l'equivalente di un'Olimpiade degli sport non olimpici. Sarà dura, ma io darò il massimo per rappresentare la mia nazione.
L'Udinese ha ritrovato il valore dello stadio Friuli, decima nella classifica degli incontri casalinghi con 22 punti conquistati. Ne parliamo tra poco a Sport FVG. Spazio anche alla ginnastica, al ciclismo e al podismo. Ci vediamo tra poco appunto nell'appuntamento con lo sport. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Arrivederci.